Senza Bernardini e Cellini, Emiliano Mondonico vara un 3-4-2-1 con Bombardini e Lanner in appoggio dell'unica punta Ruopolo. Michele Serena recupera Carrus mentre Caridi non ce la fa e per il Manconcionassi c'è solo la panchina Mantova ad albero di Natale col 4-3-2-1. L'arbitro è Riccardo Tozzi di Ostia. In apertura si vedono gli ospiti con questo cross di Spinale, sinistro di Carrus, Pellizzoli è attento. Al decimo ancora il centrale Virgiliano in evidenza con un tocco morbido di testa che sorprende Pellizzoli, si spegne sulla parte alta della traversa. Rivediamo l'opportunità. L'Albino Leffe si sveglia al 24esimo, Perico serve Ruopolo, colpo di tacco per l'Enel, ma il sinistro di quest'ultimo finisce addosso ad Andanovic e poi Spinale spazza l'area. 32esimo ancora una combinazione Ruopolo-Lanner con l'estremo di Serena, pronto a dire nuovamente di no. La maschera del presidente Lori ci porta all'intervallo, al 12esimo i seriani passano, Bombardini pennella una punizione toccata da Lanner, controllata da Ruopolo e messa in fondo al sacco da Andrea Cristiano. Rivediamo il gol dopo l'esultanza dell'1-0, il secondo del centrocampista di Mondonico. Al 47esimo timide proteste mantovane per questo tocco di gomito di Garlini su cross di Lambrughi, ma Tozzi lascia correre. In pratica finisce qua. Mondonico ferma la caduta libera dopo le 3 sconfitte, come ricordato da Mattioli, l'Albino non vinceva addirittura dal 21 di gennaio. Il Mantova non riesce a dare continuità al bel risultato sul Sassuolo per 2-1 e i problemi continuano ad esserci. È tutto dall'Atleti Azzurri d'Italia, linea Mario Mattioli.